Ecco qui, siamo arrivati. Ciao a tutti. Oggi siamo vicino a Pieve di Cadore, in particolare nella località Nebbiù, di suggestiva etimologia evidentemente. Siamo alla chiesa di San Bartolomeo, che è la chiesa del paese, Sì. e poi dovremo passare alla chiesa vecchia e passare alla cascata del Pissandro. Abbiamo deciso di andare prima alle cascate perché il tempo non è dei migliori, Sì. e poi rientrare e vedere le chiese. Siamo arrivati al ponticello di legno e adesso inizia il bosco. Cosa dici? Beh, un percorso carino Sì, per il momento, sembra tranquillo. in mezzo al bosco. Andiamo. Eccoci qua arrivati sopra. Dunque siamo alle cascate del Pissandro. Il percorso è un po' scivoloso, io ovviamente in salita, però è abbastanza breve, quindi sarà 20 minuti in tutto. 20 minuti, dai. Sì. Allora, abbiamo trovato la cascata, ma non abbiamo ancora trovato la grotta delle Anguane. Le Anguane, o cosiddette donne d'acqua, o anche acquane, sono uno dei miti più ricorrenti nella tradizione delle popolazioni montanare, ma in realtà storie simili se ne ritrovano anche giù in pianura. Chi erano queste donne d'acqua? Erano delle donne che appunto vivevano su fiumi, torrenti, laghi, eccetera, che sposavano spesso un uomo del villaggio, avevano dei figli con lui e poi decidevano a un certo punto di andarsene, ma avrebbero comunque mantenuto la casa e anche badato alla prole. Ma se l'uomo cercava di rivederle, sarebbero scomparse per sempre. Infatti è quello che spesso succede, no? La guana viene richiamata dalla sua specie, continua a mantenere il focolare acceso e a badare ai bambini, ma nel momento in cui lui cerca di riafferrarla perché è la sua sposa, lei poi sparisce per sempre. Insomma è un percorso anche adatto ai bambini questo qui. Non c'è tanto da camminare, perché non c'è tanto da camminare. Sì, l'unica che è un po' scivoloso perché è umido. Qui che dura poco, però con i bambini secondo me si divertono. È una cascata, non è impegnativa, insomma non è impatto, però è carina, dai, ha il suo fascino. Sì, è bellina, è bellina. Adesso vi faremo vedere se la troviamo la grotta, sì, e poi torniamo giù a vedere le due chiese. Va bene, a più tardi. Questa è una salamandria. Sono mica Ferruccio, Dio. Guarda Ferruccio, Dio. Guarda che bella che è. E questa è la chiesa vecchia, giusto? Sì, dedicata a San Bartolomeo. Carina. Dovrebbe esserci la chiesa, si vede il campanile, dovrebbe esserci anche il cimitero dietro. Anche il cimitero, andiamo a vedere cosa si riesce a fare. È chiusa, peccato.
stiamo scaldando le lasagne. Qui abbiamo iniziato A preparare abbiamo il nostro pesce fritto, che questo non deve mai mancare. patatine. Patatine, Guarda che bombe di tramezzini. queste sono le bombe dei tramezzini. E adesso aspettiamo la lasagnetta. Questa è la lasagna, zucchine e scampi. E allora cosa si dice? Buon appetito, eh? Sì. È una lasagnetta, questa qui, che è la fine del mondo come lasagna. La No? pasta l'ha fatta a mano Albano, eh? Sì. Questa è una lasagna fatta di pesce. Avremo anche sempre il nostro pesce fritto mitici, i nostri tramezzini e le nostre patatine. Va bene, Buonissima. merita, vero? La fine del mondo, Ok. veramente, eh? Buon appetito allora. Grazie. Ecco, ci siamo pronti a ripartire dopo il pranzo loculiano che avete appena visto. Adesso scendiamo giù a Pieve per vedere la chiesa, vedere se c'è qualche affresco del Tiziano. Comunque avete visto la cascata, è molto vicina, in 20 minuti si arriva su, quindi è un po' ripido, ma insomma Sì, non vabbè, è insomma, difficile. Quindi dopo che siete arrivati a Pieve, continuate sulla statale, a un certo punto sulla destra vedete un cartello giallo con Cascate del Pissandro E qui sembra e Nebbiu, girate però. verso Nebbiu. Nebbiu. Girate verso Nebbiu, poi parcheggiate alla chiesa, la vedete perché si vede il campanile, e da lì prendete la strada che va verso l'alto, che è già asfaltata, e seguite in direzione della chiesa vecchia, quindi dell'altro campanile che vedete Peccato alle che mie la, spalle. che la chiesa vecchia si può vedere per fuori, ma da fuori, perché No, è chiusa. hanno chiuso Lucchetto, però dispiace perché dovrebbero tenerle aperte certe cose. Cosa dici te? Sì, credo Perché che la gente temano venga a vandali. vedere. So che ci sono degli affreschi dentro, qualcosa da vedere, insomma. Sì, sì, ci sono degli affreschi anche, avevo letto di Marco Vecellio, solo che Insomma, dai. è stata poi anche restaurata, no? Vedete che ci sono tutti Sì. gli sponsor dei restauri, no? Coloro che hanno contribuito, peccato che non sia possibile vederli. Vabbè, dai, andiamo giù e ci Andiamo giù e aggiorniamo ci alla vediamo chiesa. dopo. Just think it just think it used to be like we were in love for the first time. Time in Ecco, qui siamo arrivati giù adesso alla chiesa. Siamo giù, stiamo per riprendere l'auto, vedete alle mie spalle la fontana, Sì. adesso vi facciamo vedere anche un attimo la chiesetta bella del paese di Nebbiu. Sì. Comunque, allora, facilità, facilissimo. Sì, una portata veramente di tutti questa. C'è Sì, difficoltà zero proprio. sì. Percorso corto, la cascata era carina. Carina, dai, è da fare una famigliola che non vogliono camminare tanto. Portate le lasagne come abbiamo fatto noi, fate un bel Esatto. picnic. Esatto.
No, l'unica cosa che mi dispiace è quella della chiesa vecchia, che non si è potuti vedere dentro gli affreschi e via discorrendo, però per adesso è stato carino, dai. Sì, adesso andiamo a vedere l'altra così almeno Sì. compensiamo. Va bene, dai, alla prossima, Ciao. ciao.